Argomento appunto sulle pagine del nostro sito, perché torniamo a parlare di intelligenza artificiale e la Cina, vedete, ha costruito praticamente un'ultima generazione di robot umanoidi per la lotta contro la solitudine. Anche la lotta contro la solitudine è nelle mani ma anche nei volti, perché l'intelligenza artificiale ha a questo punto anche dei corpi e dei volti in mano appunto a questi robot umanoidi, ed è già boom di richieste per questi U1 che promettono amore incondizionato. In 48 ore ci sono state addirittura, si parla di più di 13.000 richieste, vedete, e questi sono i volti di questi robot umanoidi che vengono comprati per $17.000, dai $17.000 in su, per avere della compagnia. In Cina appunto è già boom di questo tipo di richieste e di prodotto e di robot. Ne parliamo, lo vedo già pronto, collegato con noi, con Bruno Siciliano, che è professore di robotica all'Università Federico II di Napoli. Bentornato a TGCOM24, professore. Grazie, buonasera a lei e un saluto agli ascoltatori di TGCOM24, è un piacere di nuovo essere con voi. Esatto, allora l'ultima volta che abbiamo parlato insieme, insomma, lei aveva detto che si sarebbe arrivati, no, ad avere il corpo, che al punto in cui l'intelligenza artificiale appunto avesse un corpo. Mi sembra che è questa la situazione, ci siamo arrivati praticamente in brevissimo tempo. Sì, no, insomma la novità, così come parlavamo diciamo, il mese scorso a maggio, 2 mesi fa, è quella proprio di avere un'empatia che non riguardi solo un contesto cognitivo oppure un contesto, diciamo, interattivo. Ora c'è un'empatia fisica, no? Si parla di intelligenza artificiale fisica. Perché? Perché la fisicità aumenta l'empatia. Perché? Perché diciamo, negli studi che hanno fatto con utenti di sistemi robotici, quindi per esempio bambini o anziani che hanno bisogno di compagnia, si è visto che l'empatia nell'interagire non con uno schermo, non con un touch, ma con una macchina animata è maggiore, quindi ha una valenza di tipo psicologico. Ora è chiaro che la Cina sta soffrendo di questo grosso calo demografico, perché poi in maniera paradossale, quando Xi Jinping ha levato il blocco sul fatto che ogni famiglia potesse avere un solo figlio, si è creato l'effetto opposto, nel senso che il tasso di natalità è clamorosamente diminuito. Nell'articolo che è uscito qualche giorno fa leggevo che in una metropoli come Shanghai c'è mezzo figlio a testa, diciamo, proprio di procreazione. Quindi è chiaro che il problema demografico è un problema che riguarda tutto il mondo. Però di qui questo non lo risolve pensare... il problema demografico, no? Diciamo così, questi robot non risolvono, però anzi, magari risolvono il problema della solitudine. Ma in che modo, professore? Nel senso che questi robot davvero sono in grado di entrare in empatia, di provare emozioni, di riuscire a rispondere in maniera autentica, sincera a determinati sentimenti, diciamo, a riconoscere autentica e sincera. Autentica e sincera, no. fa cazzotti con la parola di intelligenza artificiale, però è chiaro che possono interpretare i comportamenti umani, cioè le sensazioni, nel senso che se io sono triste o sono allegro si adeguano al mio stato di contentezza oppure al mio stato di depressione, quindi questo è sicuramente possibile. Il fatto che lo facciano con un corpo animato è sicuramente preferibile rispetto a un'interazione fredda con una macchina oppure con un computer, questo è vero. Però ecco, insomma, si parla di robot umanoidi, però un conto è avere un torso, cioè un qualche cosa, un corpo animato, perché nel momento in cui, ora vedo scorrere il filmato, no? C'è la deambulazione, cioè un bipede, una macchina che cammina, andiamo su un'altra scala di costi e anche su una scala di sicurezza che è ancora tutta da investigare. Perché? Perché avere un robot su 2 gambe che si muove in un ambiente domestico, anche senza, diciamo, come dire, ostacoli, piatto, no? Non pensiamo alle case in cui deve fare le scale, no? Insomma, in qualche modo non è ancora una macchina sicura, per cui se viene un oggetto più o meno statico che abbia un volto, delle braccia, quindi un'espressione facciale, questo può essere utile. Perché? Perché chiaramente diciamo, in qualche modo
è meglio che interagire con un computer oppure essere alienato dal fatto di, non so, di fare un videogioco oppure diciamo, di stare ore e ore a chattare sui social. In qualche modo può risolvere questo problema. Io rimango scettico onestamente che questi sistemi possono trovare uno spazio commerciale nel mondo occidentale. D'altronde anche in passato è avvenuta la stessa cosa. Perché? Perché quando i giapponesi, con i limiti della tecnologia di 20-30 anni fa, realizzarono i primi umanoidi oppure i primi cuccioli robotici, no? Ricordiamo il cane robot della Sony, ricordiamo il cucciolo di foca per intrattenere gli anziani. Diciamo, lo spessore commerciale di vendita di queste macchine, insomma, in Giappone è stato 10 volte, 50 volte superiore alla diffusione di queste macchine nell'Occidente. Perché? Perché noi, insomma, abbiamo un tipo di società diversa. Io spesso ho parlato di umanesimo tecnologico. Secondo me la chiave giusta verso la tecnologia, verso l'intelligenza artificiale e la robotica, è quella di affidare alle macchine parte dei nostri compiti per guadagnare tempo per esprimere al meglio la nostra intelligenza naturale, la nostra emotività, la nostra creatività. Quindi questo è il verso giusto di utilizzare la tecnologia. Cioè, così come ora noi viviamo e lavoriamo meglio grazie a internet, grazie al navigatore, certo, grazie al traduttore, io oggi dovevo generare un testo, confesso di essere partito da Claude e da ChatGPT per generare un testo, però poi ovviamente lo vado a personalizzare e ho più tempo per esprimere il meglio della mia umanità, della mia creatività. Quindi, ecco, in definitiva... Però, professore, sì, abbiamo capito ovviamente il ragionamento, però creare robot di questo tipo, umanoidi, che addirittura il cui compito è quello di entrare in empatia con l'essere umano, aiutarlo a superare i momenti di solitudine, di depressione, eccetera, risponde a un criterio anche etico oppure manca totalmente ovviamente questo ambito? Alla fine la dimensione etica di qualunque tecnologia viene sempre determinata non solo dai regolamenti, no? Dal fatto se una macchina del genere può essere messa in vendita, può essere un prodotto commerciale, e poi dall'utilizzo che la singola persona fa. Ma questo non è una prerogativa, cioè il fatto che sia empatico, il fatto che crea delle emozioni, non è molto diverso dal fatto di utilizzare per esempio un oggetto normale per offendere, cioè un coltello può diventare un'arma letale, eppure è uno strumento che noi utilizziamo tutti i giorni. Quindi in definitiva, la dimensione etica è sempre quella relativa all'uso che la singola persona fa della tecnologia. Cioè, io non credo in una tecnologia di per sé intrinsecamente, corretta da un punto di vista etico. Insomma, è ovvio che è sempre l'uso. Chiaro, certo, chiarissimo. Che la singola persona fa. Grazie davvero professore Siciliano per essere stato con noi questa sera, e adesso ci fermiamo, ci prendiamo qualche minuto di pausa, però poi torna Giampaolo Gherarducci con tutte le altre notizie, un'altra edizione del giornale, restate con noi.